Siamo con l'allenatore del Parma Women, mister Salvatore Colantuono. Mister, oggi è arrivata a Arezzo una vittoria seppur di misura, ma che vi ha permesso di proseguire la corsa verso il primato. Sì, è partita molto complicata, l'Arezzo è una buona squadra, ha avuto un calendario difficile da inizio stagione ad oggi, sapevamo di dover fare una partita di sacrificio, l'Arezzo ha fatto la sua partita chiusa, compatta, ha cercato di darci pochi spazi, eravamo consapevoli di questo e quindi abbiamo dimostrato maturità, abbiamo dato anche continuità ai risultati delle ultime giornate, quindi direi tutto sommato una giornata positiva. Al di là degli infortuni, perché insomma credo che i cambi nel primo tempo siano stati costretti come il primo poi della ripresa. Sì, era un po' la nostra paura perché in settimana avevamo visto un po' la squadra stanca dopo le due ottime vittorie contro Verona e Ternana e qualche campanello d'allarme in settimana si era già sentito. Quindi peccato perché già ieri avevamo perso in rifinitura Peruzzo, che è comunque una calciatrice importante per noi, oggi ci sono stati altri due o tre infortuni, quindi niente, però fa parte del calcio, è una stagione dura, lunga, abbiamo comunque sostituti all'altezza, non ci fasciamo la testa, si va avanti. E la domenica è una gara importantissima, forse chiave di questa prima parte di stagione contro il Bologna in casa. Come si prepara un derby anche così importante? Ma il Bologna l'abbiamo già affrontato in Coppa, in quell'occasione andò bene, vincemmo 4-2 fuori casa, parliamo comunque di una società professionistica, strutturata, che sta crescendo a livello di calcio femminile, quindi bisogna alzare il livello di attenzione, ma in Serie B non ci sono partite semplici, quindi tutte le domeniche bisogna stare concentrati e affrontare col massimo rispetto tutti gli avversari. Grazie, mister. Siamo con mister Michael, allenatore della CF Arezzo. Mister, quest'oggi è arrivata una sconfitta di misura contro il Parma, ma al di là del risultato in sé, la prestazione della squadra l'ha soddisfatta? Sì, generalmente sì, nel non possesso, nell'impossesso sì, dobbiamo lavorare un po' più con la chiarezza nell'ultimo terzo, quindi abbiamo preso molti palloni nell'area di centrocampo lì e quello pass prima del pass nell'ultimo terzo che cerchiamo ora. ehm, quindi sono molto soddisfatto con il lavoro che abbiamo fatto, soprattutto dopo la prestazione a Verona. Quindi abbiamo lavorato questa settimana su molte cose e ho visto molte di queste cose oggi nella prestazione. Tra l'altro, bene Nardi in porta, che ha salvato il risultato in più di occasioni, al di là del rigore parato, e poi c'è stato l'episodio vicino al 90esimo con la vostra giocatrice che è andato vicinissimo al gol del pareggio. Ecco, forse è questo quello che poi Sì, è mancato, è quello di provare a giocarsela anche in maniera un pochino più sì, aperta contro una squadra come il Parma, e comunque attualmente seconda in classifica. sì. Eh, no, su questa occasione che dici te era molto simile anche a quella che abbiamo fatto in casa contro la Ternana, quindi era molto simile il piano di gioco in tutte le due partite. Giocando in questo modo cerchiamo di rubare molti palloni in centrocampo e di trovare questi spazi che abbiamo visto oggi, con Lisotta Nocchi che ha visto sola la Plonner lì nell'ultimo terzo, come anche erano queste due anche nella partita in casa contro la Ternana. Quindi sì, entriamo in queste situazioni, quindi dobbiamo, quando troviamo queste occasioni contro squadre, soprattutto nei primi sei, dobbiamo essere un po' più chiari dietro, da fronte della porta. Però da oggi in poi ho visto anche in possesso cosa possiamo anche fare con il pallone, con ehm, molto entusiasmo di giocare e di attaccare. Quindi speriamo ora, anche con le partite da ora fino al metà a febbraio, che possiamo mettere queste cose che abbiamo fatto in possesso più e più e più settimana per settimana. E questa è la chiave per tornare poi alla vittoria. Esatto, sì, Grazie, chiaro. mister. Sì, grazie a te.